Renzo Arbore, Velvet Music. Dopo aver portato gli italiani in giro per il mondo, porti l'America in giro per l'Italia, Renzo? E beh, adesso sì, perché esce stranamente sul mercato anche italiano un disco che ho fatto per il mercato internazionale. Si chiama My American Way ed è una serie, una quindicina di canzoni bellissime italiane, sempre verdi, quindi quelle che io ritengo che rimarranno a futura memoria nel portfolio, nell'archivio della canzone italiana, non naturalmente scelte da me, quindi una quindicina di canzoni belle, eccetera, e escono anche in Italia, in americano. Certo, sorprenderà il pubblico italiano sentire in americano E se domani, Aneme e Core, Non dimenticare, Baciami piccina, Permettete signorina e tutte le canzoni contenute nell'album. C'è anche un bellissimo Resta con me di Modugno in americano, però è certamente un esperimento quello di far vedere che queste canzoni italiane sono così belle che non sfigurano assolutamente accanto ai capolavori della musica americana come Polvere di stelle, My Funny Valentine o Chick to Chick. Senti, l'altro giorno Claudio Baglioni, tua stessa casa discografica, ha detto che siamo un po' malati di reducismo televisivo. Come facciamo a far andare bene la musica in televisione oggi e per domani, secondo te? Ma dovrebbero concederci un'altra trasmissione tipo doc. Non c'è una trasmissione che aiuti la musica che chiamavamo leggera, ma non è affatto leggera, è la canzone italiana, è stato il fenomeno musicale più importante del Novecento. Quindi una trasmissione televisiva che faccia ascoltare, tranne Bollani che nottetempo sostiene Bollani, la musica non c'è ospitalità. Se uno sa suonare il clarinetto, dove va a farlo sentire le cose? Se uno canta le canzoni napoletane con la chitarra bene, dove va? E non si chiama casomai Avicella perché c'ha già il suo sponsor, dove va a cantare? Se uno, capito, perché della musica vai a Domenica Inn, se sei albano a cantare eccetera, oppure, quindi anche io per fare la promozione di questo album vado dal mio amico Fabio Fazio, andrò da qualche altro avventuriero della televisione, perché insomma non c'è una rubrica, mentre prima c'era Doc, 400 puntate di musica nazionale e internazionale che rimangono un preziosissimo archivio nella RAI. Chiudiamo con una curiosità, hai citato per un momento soltanto il Papa prima, hai fatto uno dei capolavori del cinema italiano, secondo noi il Papocchio. Oggi c'è un Papa, tra virgolette, curioso, che è un termine forse da non utilizzare. Si potrebbe fare qualcosa su... È un Papa molto particolare questo, sì, cinematograficamente parlando. È un Papa particolare, devo dire che io devo avere degli amici goliardi in giro per l'Italia, perché mi arrivano delle lettere firmate con lo stemma del Vaticano, firmate da cardinali inesistenti che mi raccomandano a nome di Sua Santità delle cose. La prima mi raccomandava la musica argentina e sudamericana, diceva, quindi, ed era firmato cardinale Lamborghini, che ne so, una cosa così, eccetera. Poi mi sono informato e ho visto che i cardinali erano inventati. Tra l'altro l'ultima che mi è arrivata era di un cardinale che si chiamava Torquemada, quindi però con una confezione meravigliosa, scritta come se fosse veramente una cosa del Vaticano. E vabbè, insomma, vuol dire che lo spirito del Papocchio, quello di scherzare con i santi, ma senza far incavolare gli stessi, si può ancora fare, cioè non è, si può ancora fare. Questo è un Papa che accetta tutto, fa addirittura le telefonate. Quindi, Ringraziamo Renzo Arbore. Grazie a te, ciao.